Lidia Reffo ci presenta due opere in verticale. La prima Autunno, la seconda Armonie. Nella prima i colori, che chiaramente debordano dal dato naturale e diventano rappresentazioni interiori dello spirito, guizzano, giocano, si scontrano, si amalgamano e sono tutti impostati sui toni caldi, ma sono quei toni caldi che lentamente si smorzano, appunto come l'estate cede al passo all'autunno. Di conseguenza il manifestarsi dei colori sui toni marroni, sui toni rossastri creano delle amalgame veramente affascinanti. Dall'altra parte invece l'opera è impostata sulle gradazioni del blu, queste variazioni che si fluttuano, che modificano, che si muovono all'interno della tela anche con gocciolature, con macchie più scure, più bianche, più chiare, più intense, raccontano un qualcosa che si lega alla dimensione dell'armonia. Quindi l'opera va interpretata come un'armonia interiore, non si parla più di armonia della natura realistica, ma di armonia interiore. Tutto è magistralmente dipinto, tutto è magistralmente collocato. Un solo singolo elemento, una sola singola macchia di colore tolta farebbe cadere il quadro. L'artista ha saputo in maniera molto attenta creare un'opera non solo di equilibrio formale, ma di equilibrio interiore, appunto un'armonia.